Say what? Benvenuti, nuova puntata di Soundtrack City, lo speciale Venezia 78 del 2021. Infatti vediamo il nostro buon Massimo Privitera che è lì proprio a Venezia, no Massimo? Ciao a tutti, per questa nuova puntata di Soundtrack City, questo inizio di stagione dopo la pausa estiva, mi trovo all'Hotel Excelsior al Lido di Venezia per la 78esima mostra d'arte cinematografica e in occasione un po' che ci riguarda nello specifico, perché avremo come in maniera speciale, unica ed esclusiva l'intervista a Marco Fedalto e Marco Bellano, autori del libro L'occhio che ascolta, un libro che parla per l'appunto della musica applicata alle immagini e che voi avete presentato oggi, no? E noi abbiamo presentato oggi qui proprio all'Hotel Excelsior. Vedete dietro di me il palazzo del cinema di Venezia, dove c'è anche il red carpet, c'è musica in sottofondo, ci sono tutti i manifesti di tutti i film, tra cui anche ho fatto, poi vedrete una foto al manifesto, un contributo video al manifesto del documentario su Ennio Morricone di Giuseppe Tornatore, che andrà proprio oggi al festival, di cui noi poi parleremo in una puntata speciale, giusto Marco? Assolutamente, perché anticipiamo subito che faremo una puntata speciale proprio su Ennio, questo documentario di Tornatore, anche perché verrà un amico a trovarci, ospite della trasmissione, cioè Gianni Pallotto, che poi è stato il fonico di mix di questo film, quindi ce ne dirà insomma di cose interessanti. Senti, invece lì che altre cose interessanti hai visto? C'è un via vai continuo, quindi magari ogni tanto non percepisco la voce tua buona, però in questo via vai ho fatto delle interviste da altri compositori, e poi c'è stato questo incontro, abbiamo incontrato anche Pivio, il presidente della CMF, di cui ieri tra l'altro in una giornata speciale dedicata proprio alla presentazione per la prima volta in esclusiva a questo festival della CMF, con Pivio, Stefano Caprioli, Alessandro Molinari e molti altri compositori, tra cui Marco Fedalto, che proprio oggi ha presentato questo libro, di cui andiamo a vedere l'intervista speciale e un contributo della conferenza stampa, perché io poi ho curato la quarta di copertina di questo libro, e devo dire che è un volume pregno di contenuti e veramente di quelli non solo per gli addetti ai lavori, quindi per i futuri compositori di musica per l'immagine, ma anche per i neofiti e per i cinefili. E devo dire che è un festival ricco di calore, di gente alla faccia delle regole anti-Covid. C'è una marea di persone, veramente una marea, un sole meraviglioso, una giornata spettacolare, mare a più non posso, però non posso andarmi a fare il bagno. Comunque vedete anche perché non è fantastico il mare dei canali di Venezia. Senti, ma invece di che cosa hanno parlato nella serata, appunto, della CMF? Dei temi consueti, immagino. Temi consueti, comunque l'importanza della musica applicata alle immagini, sempre i problemi di budget, la questione del panorama odierno nei confronti proprio dei compositori, del loro lavoro, del loro mestiere, tanti argomenti di cui abbiamo ampiamente parlato nelle puntate della scorsa stagione e anche di quelle prima, e di cui parleremo ancora, ovviamente, perché sono sempre temi caldi che dobbiamo trattare nello specifico, perché è giusto parlarne, e sì. Pivio ne ha parlato anche oggi durante questa presentazione che andremo a vedere per l'appunto, e comunque sono sempre temi scottanti che bisogna tenere vivi, accesi. Invece, a proposito di uscite, mi sembra che è stato presentato anche il film di Mainetti, no? Dove c'è dentro un altro compositore di ACMF. Gabriele Mainetti ha presentato Freaks Out, film che aspettiamo con un grande hype per dicembre, che qui ha avuto un grandissimo consenso di pubblico e non solo, anche di critica. Dicono che è un film da respiro internazionale, musiche di Gabriele Mainetti, di Michele Braca, che hanno fatto i complimenti tutti, sinfonismo sperticato, con le orchestrazioni e gli arrangiamenti da direzione dell'orchestra di Emanuele Bossi, che abbiamo anche noi intervistato in più di un'occasione.
No, ma detto ciò, comunque ha avuto veramente un grandissimo riscontro, come anche il film di Paolo Sorrentino che poco fa abbiamo intravisto. Senti, le musiche del film di Sorrentino sono sempre di Marchitelli, immagino? Sempre di Lele Marchitelli, con un grande uso poi sempre di musica di repertorio come classico nel cinema di Sorrentino. Sempre questo abbinamento geniale, a dir poco. Devo dire che non voglio svelare altro, voglio fare spoiler di quello che vedrete. Venezia è sempre Venezia, non c'è niente da fare, il festival è sempre il festival e essere qui è un grande onore. Anche Pivio presentava una colonna sonora, se non sbaglio, del film di Gassman, no? Sì, Alessandro Gassman, Il silenzio grande, di cui tra l'altro hanno regalato l'LP, il vinile, grande forza sempre il vinile della colonna sonora, Pivio e Aldo Descalzi. Il film ha avuto anche quello un gran bel riscontro, molto intenso, con un grande Massimiliano Gallo, da vedere. Tra l'altro mi dicono che ha avuto un bellissimo risultato il film di Martone su Edoardo Scarpetta con il grandissimo mattatore di Tony Servillo. Ok, ti lascio andare appunto alle tue interviste, alle tue passeggiate, a tutto il tuo lavoro. Ciao Massimo! Ciao Marco, ciao a tutti quanti, buona musica sempre! Allora, stiamo dirigendoci noi di Soundtrack City alla destinazione finale, che è l'Hotel Excelsior, per questa presentazione del libro di Marco Fedalto e Marco Bellano, L'occhio che ascolta sul mondo della musica applicata alle immagini. Allora, Soundtrack City si trova qui con Marco Fedalto e Marco Bellano, gli autori del libro L'occhio che ascolta. Allora, approfittiamo di fare un'intervista a loro su questo splendido volume ricco di contenuti sulla musica applicata alle immagini, e una domanda sorge spontanea. L'occhio che ascolta, per Marco Fedalto che qual è, e per Marco Bellano qual è, dal punto di vista musicologico e dal punto di vista compositivo, per un compositore e per un musicologo storico e insegnante, docente di musica e di immagini? Allora, per me l'occhio che ascolta significa dare dignità al compositore, significa prestare attenzione al compositore. E questa sinestesia tra vedere e sentire è importante, perché poi è la sintesi del prodotto cinematografico, del prodotto televisivo. L'audiovisivo infatti si compone la stessa parola di due parti, audio e video, e quindi gli esseri umani ascoltavano, sentivano, saranno quel senso della vista come noi teniamo oggi, per cui è un senso molto più profondo, è un senso percettivo, e quindi ascoltare, vedere, vedere la musica è una cosa che ti permette di andare più in profondità quando hai di fronte un prodotto audiovisivo. Invece per me l'occhio che ascolta è sia quello dello spettatore sia quello del compositore, nel senso che lo spettatore guarda il film, vede il prodotto finito e riceve un'impressione simultanea dalle immagini e dai suoni. Il compositore pensa alla musica, a volte dopo aver visto le immagini, a volte proponendo le sue idee musicali prima, ma quello che è importante per entrambi, sia lo spettatore sia il compositore, è cosa significa quella musica, come viene usata assieme alle immagini. Quando si parla di musica per l'audiovisivo, è quel per la cosa importante, cioè è una musica che viene appunto applicata, messa a disposizione di tanti altri linguaggi visivi appunto, ma non soltanto, e allora qualunque musica può diventare musica per l'audiovisivo, ma appunto tutto sta a saper utilizzare bene quel per, che è la chiave appunto per la ricchezza che noi tutti conosciamo nella musica per film e non solo. Facciamo vedere questo libro L'occhio che ascolta, che è un volume veramente, già nella copertina esprime tutta la sua cinemusicalità. E perché avete fatto delle scelte ben precise su determinati film, dal precinema al 1999, e perché si ferma questo libro al 1999 con l'estate di Kikujiro e le musiche di Joe Hisaishi per Takeshi Kitano, partendo poi ovviamente dal precinema e poi passando da Metropolis, il capolavoro assoluto, che d'altronde nella copertina è già esplicato visivamente.
Rispondovi alla prima domanda? Sì. Allora, la scelta è stata fatta su dei criteri semplici e sicuramente il più importante è quello che permette di ampliare la letteratura critica della musica per il cinema, per il film, e quindi abbiamo analizzato, abbiamo parlato di film che sono comunque importanti ma che non sono mai stati realmente approfonditi con delle analisi sul campo. E quindi diciamo che questo è il criterio principale che ci ha permesso di scegliere questi film anziché altri. Poi c'è da dire anche che la scelta di fermarsi al 1999 è fatta anche per avere una giusta distanza storica da queste opere, da questi film. Sappiamo, la storia del cinema, della musica continua ad andare avanti, però quando la storia riguarda noi stessi, riguarda la contemporaneità, gli ultimi 20 anni, a volte risulta difficile avere un parere distaccato o comunque lasciar sedimentare tutti i discorsi che esistono su questi film. Diciamo che la distanza che separa noi dal 1999 ci è sembrata una giusta distanza, appunto, per osservare con sguardo critico queste opere. Questo libro in conclusione per chi è? Per i compositori futuri di musica applicata alle immagini, per coloro che escono dai conservatori e vogliono diventare musicisti, compositori, o anche per cinefili o anche per semplici neofiti? Ma secondo me più che per coloro che escono dai conservatori, per quelli che entrano, per i ragazzi e le ragazze che entrano nei conservatori, che si approcciano anche per la prima volta alla musica, a questo genere musicale. E quindi sì, per quel che mi riguarda sicuramente per musicisti, perché poi alla fine le analisi sono musicali, quindi ci sono le note, gli accordi, c'è l'armonia, il senso della frase, tutte queste variabili che vengono esplicitate più o meno bene, insomma, nel film che andiamo a percorrere in questo itinerario. In realtà anche il curioso, anche diciamo, il lettore occasionale potrà insomma trovare di che interessarsi a questo libro, perché comunque il percorso cerca di essere il più semplice possibile dal punto di vista proprio della costruzione. È un percorso cronologico, partiamo dalle origini, arriviamo appunto al 1999 e in mezzo alle analisi ci sono delle parti appunto storiche nelle quali, oltre appunto alle nozioni fondamentali che servono per capire il linguaggio della musica per l'audiovisivo, trovano spazio anche curiosità, aneddoti che non sono messi lì, diciamo così, in maniera superficiale, soltanto così in maniera fine a se stessa, ma servono per capire anche che questo discorso non c'è soltanto un punto di vista accademico, non c'è soltanto un punto di vista analitico, ma c'è anche un punto di vista che fa parte dell'esperienza artistica a tutto tondo, quindi anche con quel divertimento nella sua accezione più virtuosa e più, insomma, proficua del termine. Ecco. Bene, ringraziamo da Soundtrack City Marco Fedalto e Marco Bellano, e buona musica sempre, e mi raccomando, l'occhio che ascolta.